Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Benvenuti. Dobbiamo fare, come da descrizione, un altro tear down di un altro PC. Come vi ho detto, sono numerosi i PC di cui devo fare il tear down e quindi dobbiamo smontarli, e se funzionano cercherò magari di tenerli. Salve Michele, benvenuto! Un saluto al mio follower Michele. Ciao. E niente, dicevo, dobbiamo fare il teardown di questi PC. Se funzionano, vedrò magari di utilizzarli per fare qualcosa, non lo so, per installarci qualche vecchia versione di Linux. Vedremo un po', però nella maggior parte dei casi sono PC che non conviene tenere, e quindi conviene invece imparare qualcosa smontandoli e vedendo come erano composti i PC dei primi anni 2000, diciamo più o meno dal 2000 al 2005, 2010, più o meno, insomma, i primi anni 2000. Erano PC che dovevano ospitare sistemi operativi come ad esempio Windows 2000 o Windows XP. Ce n'avevo più di un centinaio, una cinquantina tra 2 anni fa. Se andate a cercare dentro il mio canale, dentro il teardown, ce ne sono parecchi che ho già rottamato, che ho già smontato. C'è il teardown e tutti gli altri episodi. Questo dovrebbe essere l'episodio 18, se non sbaglio, o 17, non mi ricordo bene. Dovreste vedere in descrizione che l'ho scritto il numero dell'episodio. E niente, quindi ce n'ho ancora parecchi, stanno tutti in soffitta, ce n'ho ancora diversi. Mi pare che su Facebook avevo pubblicato un'immagine, li avevo messi tutti uno sull'altro che occupavano tutta una parete. Sì, erano tanti. È arrivato il momento però di fare spazio, non ci faccio più niente. Li ho tenuti più tempo possibile, poi ecco, il mio intento era proprio questo, di fare, diciamo, dei tear down e di spiegare qualcosa che potesse tornare utile anche a chi segue questo canale. E infatti durante questa live voglio fare anche un po' di simbologia, cioè di spiegare, per esempio, qui c'è un'unità ottica con tanti simboli qui davanti, e io ve li spiegherò tutti. Quando andremo a smontare questa unità ottica vi spiegherò uno per uno che cosa volevano dire tutti questi simboli disegnati qui davanti, che per la maggior parte delle persone che andavano ad acquistare masterizzatori o lettori CD e DVD non volevano dire niente, non sapevano cosa significavano e non gli interessava neanche cosa significavano. La maggior parte delle persone andavano e compravano, diciamo, non dico la più economica, ma quasi. Queste comunque sono due unità ottiche, questo è un lettore, questo è un masterizzatore, tutte e due marca LG. Ok? Però poi andremo a vedere bene un po' di simbologia, i simboli, che cosa volevano dire, gli acronimi DDR, o in questo caso, che ne so, Light Scribe, RW, tutte diciamo, queste abbreviazioni pure, andremo a vedere che cosa volevano dire, che poi lo trovavamo spesso pure sugli adesivi frontali dei case, trovavamo scritto tante cose. Allora io questo qua di PC, allora innanzitutto volevo entrare nel vivo della live come al mio solito. Sono le ore 12:05 di questo 6 febbraio 2025, oggi è giovedì, ok? Quindi iniziamo proprio la live nel mio modo classico dicendo l'ora e la data. Allora, benvenuto a chi sta vedendo questa live in diretta, benvenuto a chi vedrà questa live in differita, non c'è problema, rimarrà sempre sul mio canale YouTube. Procediamo subito vediamo di fare il tear down di questo PC, che tra l'altro si vede anche che è vecchio, oltre che dalla presenza delle unità ottiche.
c'è sempre, anche in questo caso, come la volta scorsa, il lettore floppy. Questa volta però il lettore floppy lo vediamo proprio di fronte, senza nessuna mascherina davanti. Il lettore floppy, quella che vedete chiara, è proprio la mascherina del floppy. Ok? Quindi i floppy sono questi dischetti, in questo caso un BASF 2 HD, vuol dire doppia facciata alta densità, ok? E quindi questo è un dischetto che scrivendo su entrambi i lati del floppy in alta densità riusciva a contenere 1,44 megabyte di dati, ok? Quindi ecco che già vi ho spiegato, per esempio nel caso del floppy, questa scritta 2HD, ok? DOS Formatted Extra. HD significa High Density, alta densità, da non confondersi poi con i dischetti DD, Double Density, perché esistono anche dischetti come questo, ma in doppia densità, che erano 720 kilobyte, ok? Esattamente la metà. Quindi HD, quindi primo simbolismo, HD significava alta densità, high density, e DD, double density, doppia densità, 720 kilobyte. Quindi abbiamo già visto il primo simbolo e diciamo, la prima proiezione che cosa significava. Allora io voglio vedere, già attaccando solamente il monitor e la corrente, a vedere se questo PC per caso si accende. Allora andiamo a vedere, provo, si è acceso. Allora io sapete che faccio? Accendo anche qui. Si sono accesi pure i due LED qui davanti. Allora mi sono preparato e allora lì sul monitor avete letto qualcosa, avete visto qualcosa. Oh, sta ancora caricando, sta caricando Windows XP. Ve la ingrandisco un po' questa immagine, va. Windows XP, incredibile ragazzi, ancora funziona, è pure veloce. Mettiamoci una bella tastiera, attacchiamo la tastiera, una bella tastiera, mi metto più giù così mi vedete, e poi ci attacchiamo il mouse PS2. Il mouse PS2 adesso non lo rileverà plug and play. Allora, c'è pure qualcuno disegnato, andiamo subito, vediamo di fare un riavvio immediato, perché allora facciamo una cosa, questo sta ancora caricando. Allora, ok, momentaneamente facciamo così, perché non so, Renato, proprio l'altro giorno riguardo una tua live mi è venuto in mente quali tipi di CD-ROM esistevano negli anni: CDR, CD più R, CD... no, allora, i CDR erano unici, poi c'era CD-RV che erano più RV e meno RV, che erano i riscrivibili in positivo e negativo praticamente, e vari altri che ormai non ricordo più. Poi ci restavano i Light Scribe, vedremo tutto durante questa live. Durante questa live vedremo tutto. Allora, un attimino solo che purtroppo non mi ha rilevato né tastiera né mouse perché sta ancora caricando. Allora, andiamo, e niente, quando non ti rileva tastiera e mouse è un po' un problema. Allora, mi sa che qua conviene riavviare tutto, perché non ha rilevato tastiera e mouse, tanto poco ci interessa del sistema operativo, quindi ho premuto il tasto di reset,
Ok, verifica segnale. Asus P4 P800 dice, poi dopo vi farò vedere anche via Technologies. F1 run setup, F2, F2. Ok, adesso dovrebbe rilevare sia tastiera che mouse. Riparte Windows XP. Adesso la prima cosa andiamo a togliere lo sfondo, così vi posso far vedere questo PC con Windows XP. Sta partendo Windows XP, un attimino solo. Allora, proprietà, e ci mettiamo lo sfondo con le colline di Windows XP. Come avete visto mi ha rilevato subito il mouse ancora funziona. Allora, andiamo proprio su, prima facciamo così. No, questo dove sta? Vabbè, mettiamo questo, va. Ok, allora adesso vi posso far rivedere tutto. Ho messo iperspazio, vabbè. Allora, andiamo a rivedere tutto. Ho messo iperspazio come sfondo. Installazione guidata nuovo hardware, non so che nuovo hardware. Monitor plug and play. Vedete? Anzi, visto che tanto a voi di vedere il PC vi interessa poco, proprio il desktop, andiamo a vedere proprio, ingrandiamo il più possibile quella finestra. Ok? Allora, certo vedete abbastanza male, quindi mi conviene fare una cosa. Proprietà, andiamo a fare configura il video. Per farvi vedere un po' meglio. Si vede molto meglio così. Tanto non riuscirete mai a leggere quello che c'è scritto, però bene o male vedete meglio quello che io riesco a vedere su questo monitor. Qui c'è una telecamera che lo punta il monitor, quindi non è che c'ho una scheda con ingresso video VGA, io ancora non l'ho presa. Allora, ha rilevato altro hardware, andiamo a vedere. Periferica USB composita, questo è il mouse. Human Interface, periferica USB, come vedete qui c'è un altro simbolo che lì voi non lo riuscite a vedere, che è tastiere, mouse e altre periferiche disegnate, ed è la periferica Human Interface Device, HID. Ecco, tastiera HID, Human Interface Device, HID, tastiera rilevata e installata. Quindi mi ha installato l'unico, diciamo, hardware nuovo che ho attaccato a questo PC, perché ovviamente questo PC non c'era né questo monitor, né questa tastiera, né questo mouse. Quindi quando si andava a attaccare nuove periferiche, Windows XP andava a rilevare in automatico con il plug and play, cioè connetti e rileva ed usa il nuovo hardware. Ovviamente non c'è stato bisogno di driver, perché trattasi di periferiche standard come il monitor, come la tastiera e come il mouse. Nel caso di una scheda video, di una scheda audio, di una scheda USB, di qualcosa che ha addirittura un controller interno, allora in quel caso è necessario installare i driver che vanno scaricati dal sito del produttore dell'hardware che si va a connettere al PC. Nel caso di Windows XP anche alcuni hard disk, alcune pennette esterne USB avevano bisogno del CD con i driver. Ok?
andiamo avanti, allora vediamo questo PC come è composto. Allora andiamo sulle proprietà. Allora questo è un Pentium 4 CPU a 2 GB e 6 e c'ha 1 GB di RAM. Va, non è neanche accio. Tra l'altro c'è installato Windows XP Professional versione 2002, quindi con il Service Pack 3, che se non ricordo male è l'ultimo Service Pack che Microsoft ha reso disponibile per questo tipo di sistema operativo. Ok? Che cos'è un Service Pack? Perché uno parla e non deve mai essere convinto che dall'altra parte la gente capisce di cosa stai parlando. I Service Pack, che adesso escono semplicemente col nome di aggiornamenti per Windows 11, per esempio il 24H2, 24H1, eccetera. Prima avevano un nome, si chiamava Service Pack. Era una collezione di aggiornamenti critici ed importanti per il sistema operativo che venivano distribuiti tutti quanti insieme sotto forma di unico file installabile, sia scaricandolo via rete tramite Windows Update e sia scaricandolo offline, mettendolo su una pennetta, su un CD, su una qualsiasi periferica e poi andando ad eseguire l'exE direttamente sul PC per fare in modo che questi aggiornamenti vengano correttamente installati nel sistema operativo. Quindi questo insieme di aggiornamenti veniva chiamato Service Pack già dall'epoca di Windows NT 4 e di Windows 2000. Ok, quindi Windows NT 4 aveva tutti i suoi Service Pack, Windows 2000 aveva i suoi Service Pack, Windows in questo caso XP aveva i suoi Service Pack. Ovviamente anche le versioni server avevano i Service Pack dedicati. Ok, ripeto, erano aggiornamenti di sicurezza, di funzionamento, aggiornamenti molto consigliati per far funzionare al meglio il sistema operativo. Ok, vediamo che altro ci dice qua. Vabbè, questo è il nome computer di rete. Ok, c'è installato parecchia roba. Andiamo a vedere. Ovviamente c'è CCleaner che io ancora oggi utilizzo anche su Windows 11 sul PC di mia moglie quando devo fare qualche pulizia, qualche disinstallazione, ancora utilizzo addirittura CCleaner che qui già era installato. Poi vabbè c'è tutto Office, addirittura qui c'è Outlook 2007, Word 2007, Excel 2007. Ovviamente molto vecchi, visto che adesso è uscito da poco il 2024 della suite Office della Microsoft. Ok, poi ci sono un po' di foto che non mi pare il caso di andare ad aprire. Pannello di controllo, risorse del computer, vediamo tutti i programmi. Vabbè, c'è Avast, all'epoca era un buon sistema operativo gratuito. Avast come antivirus. Adesso io consiglio di utilizzare l'antivirus e l'antimalware già incorporato dentro Windows 11. Non conviene andare a installare antivirus di terze parti, almeno che uno non sta direttamente sulla rete internet senza passare per un router che fa da NAT. NAT è sono altre 3 lettere che significa Network Address Translation, cioè voi avete questo router che voi avete attaccato da una parte alla linea telefonica e dall'altra al vostro computer, sia tramite wifi che tramite cavo, vi traduce gli indirizzi interni alla vostra rete casalinga, quindi voi potete connettere cellulari, televisori, webcam, termostati ambiente, tutta una serie di periferiche a questo che viene ancora chiamato modem erroneamente, ma è un router. Questo router non fa altro che prendere tutti gli indirizzi e mandarli su internet attraverso un unico indirizzo che molto spesso sta dentro una MAN, una Metropolitan Area Network. MAN significa Metropolitan Area Network. Fastweb fu la prima grandissima MAN italiana, poi c'erano tanti uffici che avevano le Metropolitan Area Network. Per Metropolitan Area Network significa una rete interna sempre, quindi non direttamente su internet,
di grandi o grandissime dimensioni. Si parla di migliaia di PC, di migliaia di router, per esempio, perché per esempio Fastweb aveva tutti questi router nella sua MAN, ok? Quindi era un insieme, ogni utente aveva il suo bel router che facevano parte di una MAN e uscivano poi su internet tramite una serie di server che erano connessi anche essi ad internet o anche degli altri router, ok? Molto spesso però si preferiva utilizzare dei server Unix, Linux, dei server abbastanza blindati, ancora più blindato di come può essere un router, per evitare poi attacchi alla propria rete enorme, per evitare disfunzionamenti ai clienti, ok? Quindi diciamo che c'è da spiegare parecchie cose, ok? Quindi vabbè, e questo era per quanto riguarda la LAN. Quindi Avast come antivirus, poi c'è Videolan e VLC c'era già ancora. Eh sì, questo è VLC, chissà che versione vecchia è. Sicuramente c'era installato una stampante HP, una LaserJet 1020 addirittura, una LaserJet 1020 c'era installata. Poi c'è ADSL Telecom, vedete? E qui c'era un modem ADSL sicuramente di tipo USB, perché i modem ADSL di tipo Ethernet molto spesso si connettevano automaticamente alla rete, quindi al proprio provider, mentre invece quelli di tipo USB, se ben vi ricordate, avevano bisogno del CD di installazione che trovavamo all'interno del modem stesso, e si installavano tramite un driver e diciamo il sistema poi andava a tirare su la connessione nel momento in cui uno avviava il PC in automatico, ok? Quindi non si stava sempre connessi, ma visto che qui c'è proprio ADSL Telecom ed era un modem, questo apparecchio si connetteva solo nel momento in cui c'era necessità, anche sulle ADSL. Adesso abbiamo le HDSL che sono le ADSL. ADSL è un altro termine, sono 3 lettere che significa Asymmetric Digital Line, cioè le ADSL come sappiamo sono sempre state asimmetriche. Che significa? Allora, noi quando ci connettiamo a internet facciamo uno scambio di dati, quindi ci sono dei dati che vengono inviati su internet e dei dati che vengono ricevuti. Allora, perché si chiamava asymmetric? Perché praticamente la linea era più veloce in download, quindi a prelevare i dati da internet, che non a inviarli. Perché questo era stato fatto? Perché la maggior parte degli utenti non aveva grandi necessità di inviare grandi quantità di dati, perché l'utente medio poteva inviare una mail che poteva essere un po' più grande, poteva inviare un qualcosa, ma era raro che la gente inviava dati. Alla gente interessava ricevere grandi quantità di dati. Quando uno fa una ricerca su Google, tu gli mandi, che ne so, voglio cercare Sean Connery, cerchi Sean Connery, gli mandi una frase di testo al server Google e Google ti risponde con una marea di informazioni, quindi grandi quantità di dati, molto più grandi di quelli che tu hai inviato per fare questa ricerca, e quindi la necessità di ricezione dati era maggiore di quella dell'invio. Per esempio, quando andiamo su YouTube, noi scriviamo, che ne so, vogliamo vedere un filmato, che ne so, un video di Giovanotti, scriviamo Giovanotti e quindi abbiamo scritto poco, ci restituisce una lista, clicchiamo, quindi è un click, una quantità infinitesima di dati, e poi YouTube ci restituisce un video, ok? Quindi noi facciamo un download molto grande e un upload estremamente piccolo. Allora si è optato per fare queste reti asimmetriche, sempre per poi bilanciare, perché poi invece i server devono avere grandi upload, perché il server di YouTube che deve mandare a tante persone tanti video diversi contemporaneamente, e per lui è inviare dati, quindi in quel caso il server deve avere grande velocità di upload
ma in download riceve pochissimo, riceve queste richieste degli utenti che sono pochi byte, pochi kilobyte, ok? A fronte di tanti megabyte che vengono inviati sulla rete, che vengono poi ricevuti dagli utenti. Queste sono tutte informazioni che vi sto dando cercando di essere il più chiaro possibile e di parlare, diciamo, il più semplicemente possibile, in modo che chiunque possa capire quello che sto dicendo. Quindi questa necessità ha fatto sì che le linee, da che prima erano con i modem, uno si connetteva a 56k ed erano quelli, li dovevi dividere tra upload e download, ok? Con la linea digitale ISDN, se ti connettevi con due linee digitali a 128k, quelli erano sia in upload che in download, quindi diciamo non c'era una netta separazione tra i dati inviati e i dati ricevuti, ok? Con le ADSL si è fatta questa separazione per ottimizzare l'uso globale della rete, ok? E quindi c'è Asymmetric Digital Line, Subscriber Line, vabbè. È la rete digitale asimmetrica. Poi vabbè, qui c'è Google Chrome, Nuance, la Paperport, c'aveva pure la Paperport che è uno scanner. All'epoca la Paperport, quando lo installavo io, era una tastiera con lo scanner integrato che poteva scansionare dei fogli singoli. Non era male la Paperport, era molto comoda, anche se era uno scanner bianco e nero. Vabbè, comunque questo è quello che ci stava. Poi software updates e nient'altro di più. Quindi questo era, diciamo, il Windows XP di utilizzo normale, quotidiano di un utente qualunque. Ok? Adesso io volevo andare, adesso lo spegniamo questo PC, a questo punto io non so se farò il teardown, vediamo pure che scheda video c'ha. Da gestione periferiche possiamo andare a rilevare che scheda video c'è. Allora, schede video, c'è una Nvidia GeForce 5006, eccola qui, Nvidia GeForce FX 5006. Ok, c'è pure un controller RAID e un altro controller video che sarà quello incorporato su scheda madre. No, non c'è. Quindi mi vede un altro controller video addirittura che non è stato installato il driver, ed anche di questo controller RAID non è installato il driver. Comunque come scheda video non c'è una scheda video malvagia. Ok, poi unità CD-ROM, unità floppy. Ovviamente andiamo a vedere se qui dentro ci sono delle... Qua è vuoto e qua è vuoto. Poi il bello è pulitissimo questo PC, veramente uno spettacolo. Questo sarebbe da tenere così, questo sarebbe da neanche da formattare perché funziona bene, e sarebbe da metterci qualche videogame retro con il Vice per il Commodore 64 o con WinUAE per quanto riguarda l'emulazione Amiga. Non sarebbe mica male. Adesso ci penso e vediamo un po' quello che dobbiamo fare. Però io, visto che il PC ci ha ispirato questa, diciamo, tante cose, voglio andare a smontarlo lo stesso, ad aprirlo quantomeno e a vedere come è composto dentro. Ok? Quindi allora andiamo su Start, spegni il computer, spegni, e adesso si dovrebbe spegnere da solo. Ok? Ecco il resto del computer, chiusura di Windows in corso, anche perché è velocissimo sto PC, non è male. Chiusura di Windows in corso. Sicuramente è più veloce del mio PC attuale, Chiusura di Windows in corso. Ok, e si è spento e noi andiamo a levare questa schermata nera. Ok, allora andiamo a staccare la corrente, stacchiamo anche il monitor, stacchiamo tastiera e stacchiamo il mouse. Sono rimasto sorpreso che è partito, perché dopo tutti questi anni. Allora andiamo ad aprirlo lateralmente di qua, ci sono pure tutte le viti, quindi allora, perché magari me lo potenzio ancora se fosse possibile. Allora
Qua c'è un bellissimo convogliatore, vedete? Sullo schermo. Questo va direttamente sulla ventola della CPU e aiuta a convogliare direttamente l'aria calda che esce dalla ventolina della CPU direttamente fuori dal case tramite questa parte forata. Ok? Quindi già questa è una cosa molto molto buona. Vedete? E questo è il convogliatore che va direttamente a contatto con la ventolina della CPU. Quindi ottimo il convogliatore. Allora, qui c'è una scheda addirittura TV. C'è una scheda TV, sarà una WinTV. C'è un hard disk serialata. Poi ci sono i tastiere, c'è il masterizzatore e il lettore IDE, ATA, parallelata, e c'è il floppy drive. Ci sono due banchi di RAM, non mi pare di vedere condensatori con problemi, così ad occhio, alimentatore aggiuntivo per il Pentium 4, anche diciamo l'assemblaggio è fatto bene, quindi diciamo che qui al di là di cambiare la batteria tampone, secondo me non c'è da fare nulla, e quindi questo ci scriverò sopra funzionante, anzi ci voglio mettere, vediamo un po' se ci va bene. Questa è la RAM che ho tolto dall'altro PC, io ce lo vado a provare a mettere così da arrivare a 1,5 giga di RAM. Proviamoci a mettere la RAM e poi ci proviamo a mettere pure un altro hard disk, tanto ci sta il controller IDE. Allora vediamo un po' se ho altra RAM qua. Avevo un contenitore pieno di RAM, ecco. Allora questo è un contenitore, tac, zeppo pieno di RAM, guardate quanta RAM che c'è. Allora, tra l'altro mi sa che questa è la RAM che c'è qua. Vediamo un po', perché se è questa, questo è da 1 giga, potremmo arrivare a 2 giga di RAM facilmente. Allora a quel punto sarebbe no. Allora un attimino solo, che senza che rompiamo niente. Allora questo è il mezzo giga che invece ci va, e infatti non è questa non va bene, questa sì. Quindi ci mettiamo la data, ma questa da quant'è? Questa è una DDR 400, figuriamo se. Vabbè, noi ce la andiamo a mettere. Ok, questo è un altro mezzo giga. E poi scusa, ci metto la data, quest'altra, così sono uguali e andiamo in dual channel. I slot sono pari, magari c'ha pure il dual channel sta scheda madre, Tra l'altro è un Asus, mi sembra. No, sì, no. Non so se è un Asus sta scheda madre, perché sì, è una P4 P800, già ma l'avevamo visto appena acceso, quindi allora, ok, andiamo a vedere se vede tutta sta RAM, per curiosità. Mettiamo questa, connettiamo la tastiera, connettiamo il mouse, connettiamo la corrente e andiamo a vedere se alloga tutta questa RAM. Ve lo faccio vedere anche a voi. Ok, allora tac tac, ha già spento qua.
c'è qualcosa che non va, parte più. Ah, grazie al cavolo. Staccare, riattaccare il connettore d'alimentazione che avevo levato per attaccare la RAM, rimettere questo, go! Vediamo se supporta questo tipo di RAM. Ad accendere si è acceso. Di solito col tasto canc si entra nel BIOS. Non è un buon segno quel cursore che lampeggia in alto a sinistra. Lampeggia un cursore in alto a sinistra. Vediamo un po'. No. Sembra che questa RAM non sia compatibile. E rimane così. E tanto ce n'è 80 di RAM di questo tipo. Ci proviamo a mettere un'altra. Niente, non è compatibile. Ovviamente non tocchiamo la massa, non facciamo niente di tutto questo, proprio perché trattasi di PC che, diciamo, pure se si guastano non fanno un gran danno. Allora, proviamo a mettere questa. E che c'è poca luce e mi faccio ombra da solo. Ci ho messo questa, ma andiamo a mettere pure questa. Ce n'ho tante di RAM qua. Ok. E riproviamo. Niente, mi sa che ho esagerato con la RAM, magari non supporta tutta sta RAM. Niente. Stacca. Allora, andiamo a togliere questa. Voglio vedere. Oh, AI Series P4 P800. Già si parlava di intelligenza artificiale, eh? Press del durante setup. Vedete il simboletto Intel Inside Pentium 4? Intel Inside Pentium 4. Però mi sa che pure questa è rimasta qua. Pure sta RAM che ci ho messo non è compatibile. Oh, ecco, stiamo imparando un'altra cosa. Non tutte le RAM erano compatibili con le schede madri. Attenzione. E infatti spesso era necessario portare il PC dal diciamo, negozio di componenti per espandere la RAM, perché queste prove che io sto facendo qui le facevano loro direttamente. Vediamo se spengo, se lascio andare senza premere niente, vediamo se parte il sistema operativo, ma dubito che parta il sistema operativo. AI Series P4 P800. Niente, rimane bloccato su questa schermata qui e non va avanti. Intel Inside Pentium 4 processo. Ok, allora ritogliamo anche questa che ho aggiunto e ne voglio trovare una che ci vada bene, perché ce n'ho talmente tante.
sta buddata, vediamo un po', buddata, io non mi ricordo neanche da quanto so ste RAM che sto provando a mettere, C'è qualcosa che non va. Chissà perché non accetta queste altre RAM, perché ora cominciano a essere troppe quelle non compatibili. Questa addirittura è una buddata. Questa è una doppia faccia, magari questa niente. Anche questa non va. Allora, andiamo. Io sto facendo queste prove insieme a voi, proprio per... Proviamo questa doppia faccia, va. Proprio per fare... Ok. La pentola della scheda video pure gira bene, poi nel caso offline mi faccio una bella pulizia. Ma non vorrei che non fosse un problema della RAM aggiuntiva. Strana sta cosa, molto strana. Allora, ora l'ho levata la RAM aggiuntiva, è ritornato a essere com'era, così tanto da capire se era un problema della RAM aggiuntiva oppure no. No, è la RAM aggiuntiva, porca miseria. Così c'è 1 giga di RAM, 1 giga ok. Tiri F1. Questo è il setup, ovviamente la data è sbagliata proprio perché diciamo che la batteria tampone scarica e quindi diciamo la data e l'ora sono sbagliati, però per il resto funziona e quindi io continuo a fare delle prove, ce n'ho talmente tante qui. Allora la data ce n'ho 2 uguali e non va bene, queste non vanno bene perché non sono compatibili. Andiamo a vedere questa, pure questa è doppia facciata, perché quelle che ci sono a doppia facciata ed era diverso tra le single sided e le double sided di RAM. Anzi, sapete che voglio fare? Magari lo slot che non lo supporta, ci andiamo a mettere su quest'altro slot. Ci sono ancora 2 slot liberi di RAM. Ok, accendiamo power. Adesso ci sono 3 RAM, in questo caso con un numero dispari di RAM perderei il dual channel, ma se ha più RAM magari è 1,5 giga di RAM, stavolta lo vede, single channel. Ok, F1. Allora, jumper free, questo era tutto in automatico, standard, overclock 5%, questo era pure overclockabile, chipset, questa era quanta RAM poteva transitare attraverso lo slot AGP, 128 mega a blocchi di 128, stave change and exit, vediamo se dà problemi. Quindi è quello slot che ha qualche problema, potrebbe darsi, E allora a questo punto converrebbe trovare un'altra, però converrebbe sempre metterle a coppie. Vediamo se parte Windows. Via Technologies.
Qua si potrebbe fare un bel raid. Con 4 dischi in raid 5 verrebbe proprio bene. Ah, non ho visto da quant'è l'hard disk, che mi interessa anche questo. Da quant'era, pure se uno volesse metterci dei, dei giochi, la grandezza dell'hard disk è basilare. Ecco, la RAM non è compatibile, vedete? Sembra un Commodore 64. RAM non compatibile. A posto. Visto? Sembrava compatibile. E invece no. Ci voglio provare l'ultima, questa. No, questa non è. Questa è come queste. Voglio provarcene un'ultima. Ne sto cercando una che. Poi tutte quante grosse, sti RAM. No. Che c'è questa? Sto provando qui, prova. Non si mette neanche facilmente sta RAM. Secondo me questi due slot sono andati. Vediamo un po'. Allora, ha fatto il beep, quindi sì, se in giga 280, ma che è da 256 mega quella? No, via. 256 mega non ci facciamo niente in più. Cioè, meglio non metterla proprio. Proviamo questa. Questa non è lei. Mamma mia. Proviamo questa. Questa neanche è lei. Questa. Ma, sì, ma pure questa. Pure questo è 256 mega. Qualche volta c'era scritto da quant'era, ma ci stanno quelle da 64 mega. Ma che ci faccio? Cioè, veramente, ne devo mettere una decina? No. Qua. Questo non va bene. Questa è lei. Tra l'altro questa è marcata HP. Questa dovrebbe essere molto buona di RAM, è marcata HP. Questa è una RAM originale HP. Mm. Ok. Power. RAM originale HP. Proviamo a vedere. Poi si fa tardi, quindi parliamo un po' dei simbolismi. Il bip l'ha fatto, un giga 280, porca miseria, 256 mega Non me ne frega. No, 256 mega non ce li metto. Era comodo se ci riuscivo a mettere un altro giga di RAM, ma a quanto pare non si può fare. Non è fattibile, peccato. Peccato, ci sono rimasto male. Che peccato. Ultima prova, dopodiché basta. Questa è l'ultima prova che faccio. Basta. Uno e due. Scattato e scattato. No. Con questa fa proprio vedere, quindi
era problematico pure andare a espandere la RAM su queste schede, non era facile. Vabbè, poi semmai mi ci perderò con calma. Allora, andiamo a fare un po' di simbolismo. E fare il simbolismo, siccome non mi va di smontare tutto, ve lo faccio vedere da davanti. Allora, andiamo a staccare pure il mouse, se no ti portiamo via tutto. Allora, andiamo a levare questa schermata nera, ok? Allora, pronti, partenza, e andiamo a fare un po' pure di simbolismi. Andiamo a vedere masterizzatore e lettore DVD. Allora, perché non mi mette a fuoco? Dovrebbe mettere a fuoco, perché questo c'ha pure la macro, solo che spesso non me lo mette a fuoco. Vabbè, allora il primo simbolo lì c'è scritto Super Multi, poi c'è scritto RW, poi c'è scritto Light Scribe e poi LG, poi c'è scritto DVD e Compact Disc. Ok? Allora, Super Multi si riferisce al fatto che questo masterizzatore riesce a scrivere più R, meno R, più RV, meno RV, tutti i tipi di CD e DVD. RW vuol dire che supporta i supporti ottici di tipo rewritable, cioè riscrivibili. Allora, i riscrivibili erano dei CD, partiamo un po' dagli albori, facciamo un po' di storia. I primissimi masterizzatori avevano una caratteristica negativa che li rendeva, diciamo, non inutilizzabili, ma quasi. Perché? Perché praticamente se non ricevevano un flusso costante di dati alla velocità di scrittura che uno aveva impostato, che ne so, 1 per, 2 per, cominciavano a nascere, raramente si trovava qualche 4 per, quindi 4 volte la velocità normale del, diciamo, del CD, che un CD da 74 a 1 per ci volevano 74 minuti per masterizzarlo, a 2 per ci voleva la metà, a 4 per ci voleva un quarto del tempo, però bisognava avere un flusso di dati costante senza interruzioni. Che ne so, se 1 per era 300 kilobyte al secondo, per masterizzare a 2 per servivano 600 kilobyte al secondo costanti, altrimenti cosa succedeva? Si diceva che si bruciava il CD, andava in errore il masterizzatore e veniva espulso il CD e quel CD non era più utilizzabile. Ok? Per ovviare a questa cosa, che cosa si sono inventati? Più in là, circa dopo un anno e mezzo, mi ricordo da quando uscirono i primi masterizzatori, si inventarono il buffer underround. Che cos'era questo buffer underround? Era un buffer aggiuntivo di dati che poteva intervenire qualora diminuisse la velocità di trasferimento dati. Nel caso in cui questo buffer si svuotasse, il laser che stava scrivendo sequenzialmente i dati sul CD, sull'unità ottica, proprio sul CD, sul supporto fisico, si fermava in quel punto e attendeva un ulteriore invio di dati, evitando così di bruciare i CD e i DVD. Però il problema, soprattutto i CD, perché poi con i DVD già c'era il buffer underround, il problema qual era? Che se poi per lungo tempo questi dati non arrivavano, a quel punto andava in errore la logica, quindi la parte elettronica del masterizzatore, e ovviamente il supporto veniva bruciato ugualmente. Allora che cosa si sono inventati, andando sempre più avanti con gli anni? Quel supporto che veniva definito RW, cioè rewritable, riscrivibile. Quindi quel supporto che tu andavi a scrivere, mentre prima con i CD-ROM e con i DVD-ROM erano scrivibili una unica sola volta, voi li scrivevate e rimanevano così nel tempo, sempre, non potevano essere né cancellati né riscritti.
Con i rewritable invece li potevate formattare quasi come se fossero un floppy. Dopo averli formattati con il file system, che di solito era l'ISO, International Operating System, vabbè, era un insieme di regole che vennero accettate per andare a scrivere una unità, un supporto ottico, quindi un CD, affinché possa essere letto dal maggior numero di macchine possibile tramite un lettore qualsiasi CD-ROM. Quindi la ISO veniva letta sia dal Macintosh, sia dall'Amiga, sia dal PC, quindi voi avevate un CD con i dati dentro e potevate leggerlo ovunque andavate. Quindi era un sistema questo molto utile, però ripeto, scritti un'unica volta, poi se quello non vi serviva più lo dovete solo buttare. Con i riscrivibili invece lo potevate cancellare e riscrivere tra virgolette quante volte volevate. Ok? Quindi potevate formattare, riscrivere, formattare e riscrivere. Per un bel po' di tempo io ho usato anche le unità ottiche per fare i backup dei dati e non erano per niente male. Avevo un masterizzatore 2x sui riscrivibili e quindi io avevo, diciamo, una serie di CD settimanali con tutti i dati degli utenti messi dentro e li utilizzavo addirittura su dei server per masterizzarci direttamente i dati, poi li cancellavo la settimana dopo e li riscrivevo con quelli nuovi del lunedì successivo. Diciamo che è stato per brevissimo tempo, perché poi abbiamo cominciato ad usare, come ho detto anche nell'altra live, diciamo gli hard disk USB, che erano molto più versatili, molto più veloci, molto più comodi. Lì io mi dovevo andare a selezionare le cartelle, usare innanzitutto un programma di masterizzazione, mentre diciamo, con gli hard disk io utilizzavo spesso e volentieri, mi ero fatto un comando che veniva eseguito in automatico su finestra MS-DOS, diciamo su CMD, con l'Xcopy lui mi andava a fare tutta una serie di sincronizzazioni con gli hard disk USB, mentre invece con questo in automatico non l'avrei mai potuto fare, cioè era più complicato, si poteva fare, però era molto più complicato. Ok? Quindi questo lo utilizzavo nel caso che io ero presente e allora lasciavo il masterizzatore a scrivere questi dati degli utenti e poi, diciamo, li mettevo archiviati in cassaforte. Allora, quindi RW significa riscrivibile. Light Scribe con questo simbolo strano. Light Scribe. Allora, c'era sempre più la necessità di fare i CD. Adesso qua non trovo, non vedo dove sta il mio porta CD, se no ve lo facevo vedere. Vabbè, c'era la necessità di scrivere sopra i CD masterizzati il titolo o quello che conteneva. Noi in Ericsson avevamo la Remage, che era una stampante particolare che andava ad incidere alcuni tipi di CD che erano tutti argentati sopra e quindi potevano essere scritti da queste stampanti Remage. Noi compravamo questo tipo di CD, di questo tipo di supporti e quindi una volta masterizzati venivano messi dentro questa Remage che in brevissimo tempo, si parla di pochissimi secondi, ti andava a incidere quello che tu avevi disegnato sul programma o con le scritte, con i font. Era un ottimo prodotto, peccato che non trovo un CD di quelli miei fatti con la Remage, perché erano disegnati molto bene e quindi era una cosa molto professionale, però costava un sacco di soldi questa stampante. Allora che cosa si sono inventati? Alcuni supporti, quelli con scritto Light Scribe sopra, costavano di più dei supporti normali, però c'era la scritta Light Scribe che significava che voi, se alla fine della masterizzazione giravate il supporto, caricavate il programma per il Light Scribe, andavate a fare il vostro disegno bianco e nero, quel supporto veniva disegnato sopra. Però io ci dovrei avere qua ancora un CD che mi venne regalato, no, non sta qua, l'ho spostato, mannaggia, se no vi facevo vedere come era stato fatto con Light Scribe, mannaggia, mi dispiace, non c'è, se c'era, se non c'è, non c'è, e non c'è, ah, forse sta di qua, aspettate che, allora, andiamo a vedere che qua ho diversi CD, ne voglio trovare uno con Light Scribe, ma di che? Non c'è niente, vabbè, fa niente, volevo partecipare.
c'è un sacco di CD, ma non me ne capita nessuno con LightScribe, vabbè. Comunque, ripeto, era questa possibilità di andare, girando il supporto, di andare a sfruttare il laser per andare a disegnare sulla parte superiore del CD. Quindi ci potevate mettere un qualsiasi disegno bianco e nero in due colori che vi pareva. Voi lo disegnavate tutti sul programma, c'era ovviamente rappresentato il cerchio del CD, voi andavate a disegnare su questo cerchio e praticamente dopo potevate andare a stampare direttamente sulla superficie di questo, ripeto, supporto particolare, perché aveva una superficie sopra particolare che reagiva, diciamo, al laser, e quindi potevate andare a incidere un disegno proprio sul CD. Ok, quindi che ne so, per pubblicità, per tante cose, per dare un CD con diciamo, con delle cose fatte magari a qualche parente, qualche filmato fatto insieme, eccetera, ci potevate incidere proprio con il computer quello che conteneva. Quindi era molto comodo questo LightScribe, anche se i supporti, ripeto, costavano di più di quelli normali. Poi c'è, vabbè, LG è la marca con il loghetto LG, che dovrebbe essere ancora quello. E poi qua c'è scritto DVD writable e rewritable, che è una specie di riportare un'altra volta questo. E qui c'è il simbolo standard del compact disc, che questo significa che questo può leggere, scrivere e riscrivere sui compact disc. E infatti qui c'è scritto compact disc sotto il piccolo 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 rewritable, quindi questo poteva andare a leggere e scrivere sui CD, quindi non i DVD, ma nel caso anche i DVD, però in questo caso i CD rewritable, writable normale, quindi writable once, una volta sola, rewritable infinite volte, tra virgolette infinite, e quindi questo era, diciamo, la spiegazione di tutti questi simboli che stavano qui davanti. Questo invece, vabbè, c'è scritto DVD-ROM e LG, che è la marca. Ok, qui sotto c'è scritto Powered by Asus, ve l'ho già fatto vedere. Questo era il loghetto del negozio che ha assemblato per primo il PC. Questo è il logo che avete già visto anche ieri del mio vecchio negozio di computer, perché io gli avrò fatto assistenza e qui qualcosa avrò cambiato sicuramente durante l'assistenza, perché visto che poi funzionava, però visto che poi me l'hanno lasciato, sicuramente poi avranno preferito, magari qualche anno dopo che io l'ho riparato, passare a un modello successivo, un modello superiore, perché poi questo è abbastanza vecchio come computer, ok? E quindi niente, questo io non lo vado a toccare assolutamente, perché poi voglio vedere anche, mi sono scordato di vedere da quant'è l'hard disk, perché mi interessava pure sapere da quant'è l'hard disk, e magari ci vado a mettere dentro anche un hard disk IDE di quelli che abbiamo visto ieri, che ho levato da un PC. Ce ne aggiungo un altro, ce n'era uno, mi pare, quello da 20 giga, no, ma quello da 60 giga, 80 giga, potrebbe essere utile, potrebbe ritornare utile. E poi qui non abbiamo visto, vabbè, c'è una scheda, che questa, vabbè, questa ve la levo, quindi proprio ci vogliono 2 secondi perché ve la voglio far vedere. Questa è una scheda TV, ok? Che significa scheda TV? Significa che tramite questa scheda dentro c'è un modulatore video. Purtroppo adesso, anzi, qua non ce la metto più perché è inutile. Allora, questa scheda, vedete? Guardate che bella che è questa scheda. Permetteva di vedere la televisione, quindi i canali analogici. Adesso l'analogico è stato spento da anni. Però, infatti, questa scheda la levo, è completamente inutile questa scheda. Non serve proprio più a niente. Vedete qua i connettori? Quasi si attaccava l'antenna. Attaccando l'antenna qui, uno poteva vedere i canali Rai, canale 5, Italia 1, Rai 2, Rai 3, tutte le reti private, eccetera. Direttamente sulla scheda, ovviamente, potevi registrare su hard disk quello che tu stavi vedendo in quel momento. Ed era molto molto comoda questa scheda all'epoca. Adesso è totalmente inutile questa scheda, quindi la vado a togliere, la terrò da parte perché è una bella scheda, un bel ricordo, però attualmente questa non serve più perché le trasmissioni analogiche non esistono più. Quindi questa è una scheda che si può definire di catturo video, però diciamo catturava il video da una sorgente che era l'antenna,
per quanto qua dovrebbe essere un video, no, qui c'è scritto composito S video audio out. Oh, io non so se questi sono ingressi e uscite perché non c'è scritto. Qua c'è scritto audio out e vabbè, e questo è per attaccare le casse e per sentire la televisione dalle casse. E questi invece c'è scritto praticamente S video e composito, però non c'è scritto se è entrata o uscita, perché se fosse entrata allora sul video composito noi ci possiamo attaccare qualunque cosa, un videoregistratore, un Commodore 64, un'Amiga, quello che vi pare, un vecchio videogame, ci si possono attaccare. Se fosse un'uscita, allora quello serviva per attaccare poi in cascata un televisore o un altro monitor con l'ingresso video composito e poter vedere sempre la televisione passando prima dal PC. Però secondo me sono entrate, lo sapete? Sono ingressi in modo che uno poteva, perché normalmente tutte le schede che avevano il modulatore video, il modulatore potevano avere in ingresso anche sia il video composito che l'S video. Quindi può darsi che quelli siano degli ingressi. Se fossero degli ingressi potrei inventarmi qualcosa, se fossero degli ingressi. Va bene, comunque lì adesso ci devo mettere un tappo, perché tanto non lo adopero su questo PC qua, assolutamente no. Ovviamente qui, tranne vabbè, il serialata lì, l'hard disk serialata che è abbastanza nuovo, il resto è tutto alimentato da Molex, il processore è un Pentium 4, l'abbiamo visto, la scheda video, un'ottima scheda video Nvidia, sta lì, la ventolina gira correttamente. Io questo PC quasi quasi lo lascerei così, mi piace così, magari un domani oppure più tardi, magari prendo e ci metto sta alimentatore qua che mi piace di più. Questo è un Enermax, dovrebbe essere, no, un Raptor X addirittura. Questo è molto buono, questo alimentatore, mi piace di più di quello che c'è lì, e quasi quasi io farei la sostituzione, anche se, ah sì, questo ce l'ha il serialata, quindi andando a sostituire l'alimentatore in questo case ne miglioro senz'altro le prestazioni. Boh, devo vedere, comunque ci scriverò funzionante, scheda madre Asus, che sono sempre le migliori dal mio punto di vista. C'è il sistema operativo Windows XP, ok? Allora, si è fatto tardissimo, un'ora e passa di live. Abbiamo visto un po' di simboli, abbiamo visto Light Scribe, Super Multi, abbiamo visto DVD-RV, che cosa significa, DVD-ROM, e vabbè, vediamo, DVD-RAM. Ah, non vi ho detto neanche i DVD-RAM, vabbè, ne parleremo con più calma, perché uscirono anche i DVD-RAM. RAM è Random Access Memory, ROM significa Read Only Memory, quindi diciamo ci sono un sacco di simboli che vabbè, vanno spiegati e ci vuole un po' di tempo per spiegare tutto, quindi ogni pezzo dell'hardware è un ricordo, ma quanto abbiamo smanettato su quei computer in quegli anni, migliaia di ore, montare, smontare, aggiornare, giocare, vero, tutto vero, Michele ha perfettamente ragione, noi aggiornavamo, cambiavamo le schede, adesso al giorno d'oggi se un PC è lento si cambia tutto il PC, arrivederci e grazie. Una volta noi, come vi ho fatto vedere, diventavamo matti per le RAM, io non sono riuscito a trovare, guardate, non è che sto scherzando, in mezzo a tutte ste RAM una che funzionasse, guardate quante ne sono, cioè sono tante, tutte quante compatibili, uguali, però il computer non funzionava con quelle là. Magari c'ha 1 giga di RAM massimo, poi andrò a vedere su P4 P800, sicuramente su qualche sito troverò le caratteristiche di questa scheda madre. Se supporta solo 1 giga di RAM, io già sto al massimo, così come sta, non ci posso andare oltre. Quindi e quindi niente, sì, noi smanettavamo parecchio, addirittura i più bravi si andavano pure a modificare, a cambiare il processore, comprandone uno più potente, e quindi il PC poi andava bene, anche perché noi ci accontentavamo di poco di più. Adesso ogni anno passiamo di una generazione di processori e la velocità arriva più del doppio, quindi raddoppia ogni anno rispetto a quello precedente. Noi invece 233, oh mi sono preso il 266, allora cambiavamo da 233 a 266 MHz, vedi, è tutta un'altra cosa. Vabbè,
tutte illusioni, tutte, perché noi ci accontentavamo di poco, ci accontentavamo di poco. La RAM, oh io c'ho un giga di RAM, ma mo ce ne mettono altri 64 mega e ci mettevamo un giga e 64, oh vedi è cambiato. Vabbè, sono tutti ricordi, cose che fanno parte, diciamo, della nostra infanzia, di quelli che erano patiti di computer come me, nati ovviamente negli anni in cui sono nato io, quindi fine degli anni 60, primi anni 70, che diciamo in quegli anni, quindi negli anni 80-90, avevano un'età tale da poter smanettare su queste macchine che poi avevano un costo abbastanza elevato, perché un computer con Windows 95 arriva a costare 1,5 milioni, 1,8 milioni, dipende se col monitor o senza monitor, e poi se uno voleva l'unità ottica non la voleva. Già solo il masterizzatore, quando uscirono, costava 1 milione il masterizzatore, solo lui, solo l'unità di masterizzazione. Adesso io tra poco pubblicherò pure un'immagine che a me fa sorridere, perché ho una mensola, ce ne saranno un centinaio su una mensola di masterizzatori e lettori, quindi costavano 300.000 lire il lettore CD, quindi erano tutte cose che costicchiavano, però noi ci divertivamo, cambia, fai, dici, se si rompevano cercavamo di aggiustarlo, erano altri tempi, adesso si cambia tutto, butta tutto e vai così, e vai col tango. Grazie di essere stati qui con me, sono le 13:12 di questo giovedì 6 febbraio 2025. Io vi invito come sempre a visitare i miei siti, il primo dei quali è classe74.it. Sopra non trovate, la devo mettere, mi scordo sempre, non è una cosa importante, magliettevintage.it, bello, un bel sito, pure quello che avevo fatto, me ci ero dedicato. C'è Reni J Store che sta passando adesso, c'è il mondo del vinile che pure è un bel sito dedicato ai vinili, c'è legolando.it, c'è starwarsstore.it. Andate a vedere questi siti, li trovate tutti i link dentro la descrizione del video. Se vi fa piacere, se vi piacciono questi contenuti, mettete un like al video e poi iscrivetevi al canale. Se vi va ancora di più, condividete questo video e fate iscrivere qualche amico a questo canale. Io sto pubblicando anche un sacco di musica su questo canale e quindi vale la pena iscriversi su questo canale. Ok? Grazie mille. Dimenticavo, è tutto gratuito, cioè l'iscrizione al canale è gratuita, visitare i siti, consultarli, è tutto gratis. Voi praticamente tramite i miei siti trovate l'oggetto che vi piace, ci cliccate e li comprate direttamente su Amazon senza nessuna maggiorazione al prezzo che Amazon ha normalmente, quindi è tutto gratis, tutto quello che faccio io è tutto gratis. Ok? Vediamo di mettere la sigla finale. Ok, andiamo a vedere se sì, questa è la sigla finale di Reni Retro, e quindi io vi auguro un buonissima continuazione di giornata, buon pomeriggio e buona serata. Ok? Grazie a tutti di essere stati qui con me, ci vediamo alla prossima live. Un saluto da Reni Retro, ciao a tutti!